Comuni vini da tavola, prodotti nel Mezzogiorno che negli Stati Uniti si trasformano in pregiate DOC venete, dall'Amarone al Prosecco. Il trucco c'è e comincia pure a vedersi grazie alle indagini del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso, che fra la Marca e il Veneziano sta mettendo sotto torchio diverse aziende agricole, imprese vitivinicole che, falsificando le etichette, imbonirebbero i consumatori americani attirandoli con l'allettante indicazione di un Made in Veneto truffaldino. I soggetti che effettuano questo tipo di attività sono in numero circoscritto e certamente il prodotto sul mercato è di quantità consistente, parliamo di centinaia di migliaia di bottiglie. Coordinata dalle procure di Treviso e Venezia, l'inchiesta viene tenuta da mesi nel massimo riservo in attesa di ulteriori sviluppi. Alcuni sequestri di merce che verrebbe stoccata in Germania nel viaggio verso gli USA sono già stati effettuati. Sono delle frodi in commercio, nel senso che vengono spacciati per vini di qualità, vini che di qualità hanno poco, sono in tutto e per tutto attività criminali. Se ne è parlato a Conegliano a margine di una lezione sui reati in agricoltura tenuta dalla forestale ai futuri enologi. Frodi in commercio, ma non solo, inquinamento ambientale vuol dire anche utilizzo dei fitofarmaci, degli antipesticidi, che non vuol dire non utilizzo, ma vuol dire utilizzo corretto. Le scappatoie però fanno sempre gola, soprattutto in tempi difficili come questi. La ricerca di facili guadagni o anche, forse così, legato anche a questi momenti di crisi,